partita l'iniziativa circa 10 anni fa ormai. C'era praticamente la volontà di aprire il mondo dell'ingegneria verso l'esterno, questo era l'obiettivo principale, però in quel caso lì le attività erano, come dire, convegnistiche, incontri anche che poi avevano, per esempio l'anima colta dell'ingegnere era un contenitore dove venivano a raccontarci, come dire, i vari lavori e le varie anche specializzazioni non del mondo dell'ingegneria, di assolutamente altri mondi professionali. Con questo adesso diciamo il Working 2.0 è sicuramente il team working, quindi prendendo spunto e verificando anche quello che è stato fatto, effettivamente ci si è accorti che più che ascoltare bisognava, sì è giusto ascoltare, ci mancherebbe altro, però era più opportuno rendere un discorso di trasversalità tra le competenze dell'ingegnere proprie del mondo dell'ingegneria e la civiltà e la società contemporanea, come dire. Cerca di andare incontro ad un'esigenza chiaramente che è attuale, quella attuale soprattutto adesso, quella di lavorare in gruppo, però cercare di rompere anche delle barriere tipicamente costitutive del mondo dell'ingegneria, che storicamente è sempre stato visto come la persona che si chiude nella propria stanza, fa le proprie dimostrazioni, le proprie teorie e quant'altro e cerca soluzioni a problemi, però sempre da un punto di vista individuale, e questo ritengo che sia l'aspetto fondamentale, cioè per esempio altre professioni, per esempio nell'ambito dell'architettura, anche nella formazione, storicamente sempre il lavoro di gruppo è sempre stato un elemento fondamentale. Nel mondo dell'ingegneria no, e quindi ritengo che questo sia l'elemento fondamentale. Le prossime attività saranno 6, 7, 8 attività, ancora incontri, adesso non ricordo precisamente quanti, ma tra questi per esempio una delle attività abbastanza innovative è affrontare un problema importante che è quello della resilienza. Vedremo in quella sede effettivamente, spero che ci siano dei contributi anche specifici su un tema molto importante che è legato alla climatologia, agli effetti climatici, al cambiamento degli effetti del clima. Direi che poi ci saranno anche momenti di convegnistica e di attività collaterali, per esempio anche il coinvolgimento delle giovani generazioni, delle scolaresche, quindi soprattutto delle scuole medie e superiori, in ottica anche eventualmente di fare una specie di orientamento nei confronti del percorso universitario.